Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e buon martedì 20 di ottobre, benvenuti. Vorrei iniziare questo nostro appuntamento oggi dedicandolo ad una persona in particolare. Voi sapete, io vivo a Palermo e qui a Palermo, ormai veramente da tanti anni, sono decenni, che la nostra vita un po' mondana, ma direi quella dedicata alla musica, quella dedicata alle belle serate, quelle di una volta, sono legate ad un personaggio. Lui si chiama Lello. Lello da ieri sera ha deciso di portare la sua musica, la sua allegria, la sua forza anche nel regno dei più belli, dico io. Volevo dedicare a lui questa puntata. Ciao Lello Sanfilippo. Sono convinta che hai voluto portare la tua musica altrove, perché dove le parole non arrivano, arrivano le note musicali, arrivano le emozioni, così diceva Beethoven. Ciao, grande Lello. Bene signori, vogliamo iniziare il nostro appuntamento di quest'oggi nel nostro consueto modo. Grazie, 257.193 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Io compro siciliano, identità, qualità, provenienza, il nostro viaggio, il nostro stile di vita continua a camminare velocemente. Proprio oggi devo dire su Repubblica un articolo di Isabella Napoli parla di noi, parla di Io Compro Siciliano, parla del nostro mondo, parla delle nostre aziende, e vorrei come sempre dirvi e invitarvi a visitare quello che è il nostro marketplace, il più grande marketplace del Made in Sicily, quello della grande qualità, che è www.iocomprosiciliano.com. Tanti progetti, sapete, proprio giorno 13 Io Compro Siciliano, i fondatori hanno firmato questo protocollo con la regione siciliana ed esattamente con l'assessorato all'agricoltura per valorizzare ancora di più e portare avanti quello che è il marchio QS della regione siciliana, qualità sicura per poter meglio affermare la qualità dei nostri prodotti portandoli nel mondo. Sì, portandoli nel mondo, perché questa è una frase che dicono sempre i fondatori di Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano vuole portare la Sicilia nel mondo e il mondo nella Sicilia, e noi siamo assolutamente pronti. Siamo pronti anche a presentare le nostre ospiti. Oggi puntata al femminile, perché togliendo il nostro Paolo Gatto, che ringrazio come sempre, che è il nostro regista, puntata al femminile perché abbiamo quattro donne meravigliose ospiti in questo appuntamento di oggi. Parleremo di una storia bellissima che lega, dice, poi quando la vita un po' è fatta di casualità, di quegli appuntamenti, dico io, appuntamenti fissi che forse devono accadere, ed è un po' quella che è accaduta nella loro storia. Nella loro storia c'è un racconto di sicilianità. Questo ce lo racconteranno le nostre quattro ospiti. Siamo nel territorio di Palermo e abbiamo con noi Veronica, Barbara, Floriana e Chiara, titolari, amiche, socie del ristorante Comfort Bistro Le Angeliche. Signori, benvenute alle nostre ospiti. Ma guardate che meraviglia! Ciao. Benvenute, benvenute. Allora, io adesso a questo punto, chi è Veronica? Io? Allora, Barbara, Io? Floriana, eccola, e Chiara, chiaramente lei.
Beh, allora, noi diciamo sempre ragazze, innanzitutto complimenti per il vostro progetto, ma vi piace raccontare, noi iniziamo sempre le nostre interviste dicendo sempre che ci piace raccontare le storie di chi viene ospite nei nostri live e mi piacerebbe un po' raccontare la vostra storia, che è fatta poi di casualità anche, perché ci sono due cugine e sono esattamente Veronica e Floriana, eccole, ok, sono le cugine, loro sono cugine. Accade che nonostante poi i loro percorsi di studi siano diversi, le loro esperienze siano diverse, capita anche poi a noi in famiglia, no? Spesso non ci si incontra nemmeno tra cugine, se non nelle feste magari comandate, ed è qui che vi voglio, perché durante una festa a casa della nonna, forse erano le Era festività una natalizie, mia nonna, Natale. ecco, era Natale. Ci raccontate un po' cosa è successo? Io stavo attraversando un periodo un po' difficile, vivevo a Milano, lavoravo in un ufficio stampa che si occupava di moda e avevo comunque il sogno, il desiderio di rientrare a Palermo e lavorare. Anche sono andata lei che di solito è la lampada magica di Aladino che mi risolveva i problemi. E invece quando le ho detto, sai, io voglio tornare, voglio fare qualcosa per il turismo, per i giovani, eccetera, eccetera, lei invece mi ha detto, no, ma che dici, ma stai a Milano, è una grande città. Quindi sono andata a casa proprio demotivata, tristissima, finché poi a gennaio mi ha ricontattata e mi ha detto, senti, io ho pensato a quello che mi hai detto, incontriamoci. E allora ci siamo incontrate ed è nata un po' l'idea. E allora, e qua subentra piano piano, entrano in scena le altre ragazze, perché che cosa accade? Tu in realtà torni, parli con tua cugina, cominciate a parlare di questo progetto, volete realizzare questo ristorante, e allora cosa fate? Un po' step by step, cioè nel senso cercate chiaramente una location, e che cosa succede? Cercate una location e chi incontrate? La presente. E cosa succede? Raccontaci tu, loro ti contattano e tu le porti a vedere questo locale. Le porto a vedere questo locale in cui credevo molto, anche se diciamo non ero ascoltata dai miei clienti che portavo qui, perché vedevo delle potenzialità che nessuno, a parte loro, poi vedevano. E quindi diciamo, ci siamo incontrate, nel senso che le nostre visioni sul potenziale di questo posto si sono incrociate. Ci abbiamo visto le stesse bellissime potenzialità dietro. Io ero già stata comunque formata come psicoterapeuta familiare, poi stavo diventando a tempo pieno agente immobiliare, ma avevo dei grossi ripensamenti su quello che stavo andando poi a fare nella mia vita e mi sono proposta di unirmi al loro progetto. Quindi ho lasciato l'agenzia immobiliare per la quale ero ormai diventata uno psicoagente immobiliare e mi sono unita a loro perché, non lo so, spinta proprio dall'istinto di sapere che c'erano tante cose in comune, c'è un'attrazione fortissima verso di loro, ma del tutto irrazionale e inconsapevole. Ecco. E poi mica finisce qua il racconto, quindi le due cugine si incontrano, parlano di questo progetto, tramite un agente immobiliare visitano questa location, scelgono questa location, ma poi, parlando, beh, c'era anche chi stava studiando medicina. Sì. E quindi? La vita insomma è un po' strana, ti mette davanti a cose che non ti aspetti, quindi da un percorso sono entrata in un altro che è stato poi insomma una porta aperta verso tante altre opportunità e quindi insomma è nata veramente questa unione bellissima. Beh, mi piace moltissimo, devo dire, ragazze, il fatto, si dice spesso, ah, ma sei in società, no? E quindi già il fatto di immaginare due persone in società risulta quasi difficile e pesante. Figuriamoci, noi abbiamo 4 bellissime fanciulle in società che portano avanti questo ristorante in maniera così forte e soprattutto con una identità
identità ben precisa. Io partirei proprio dal nome, Le Angeliche. Beh, forse ci sarà mai anche un tratto qui legato alla nostra opera dei pupi? Vediamo un po'. Potrebbe. Abbiamo dibattuto a lungo sul nome, c'erano varie proposte. In realtà quando abbiamo cominciato a girare per questo quartiere, abbiamo cominciato a vedere questo locale, alcune persone, soprattutto della nostra famiglia, erano anche un po' preoccupate, hanno detto comunque insomma, andate in un quartiere che non è il vostro, un quartiere popolare, con un'identità popolare molto forte, quindi andate a introdurvi da esterne, quindi c'era un po' di preoccupazione. In realtà noi non abbiamo avuto mai ripensamenti, un po' per quello, un po' proprio perché siamo tutte donne, siamo comunque dei caratteri molto forti tutte e quattro, perché altrimenti non avremmo potuto intraprendere un'impresa a Palermo in un periodo storico come quello che insomma abbiamo vissuto negli ultimi anni. E quindi diciamo tra i nomi possibili c'era Le Angeliche, in onore proprio dell'Angelica dell'Orlando Furioso, proprio perché ci siamo sentite un po' paladine di un percorso di rinascita femminile, imprenditoriale in questa città che è comunque una città difficile. È vero. Mi è piaciuto leggere che nel vostro assolutamente modo singolare anche di vestire il vostro locale, voi avete scelto tutti oggetti che un po' ci rappresentano, no? Quindi anche frutto dell'artigianato, anche della nostra storia, no? Perché ogni oggetto che si trova all'interno del vostro locale è un oggetto che racconta. Una scelta ben precisa anche questa. Sì, assolutamente. A parte il fatto che ci siamo fatte seguire da una nostra amica designer, sono mamma e figlia, palermitane entrambe, Spazio Med. Grazie a loro abbiamo creato un po' questo e l'abbiamo addobbato un po' con tutte le cose che ci hanno accompagnato fin dalla nostra nascita. La maggior parte delle cose sono mie, della nonna di Chiara, di mia nonna, della nonna di Vera, bottiglie di Barbara, cioè abbiamo un po' preso a casa, cioè diciamo che quando le nonne vengono qui hanno un déjà vu perché esatto. le abbiamo spogliate dei loro averi. Poverine, sì. E quindi sì, abbiamo tutto fa parte appunto di una storia più alta. È un luogo poi dei racconti ed è un luogo poi dove ognuno di noi ci si può ritrovare, no? Perché poi nelle nostre case quando abbiamo l'oggetto della nonna, no? Lo portiamo sempre lì che racconta parte della nostra vita, quindi nel vostro locale la bellezza è proprio quello di trovarsi un po' a casa, no? C'è questa sensazione molto bella di familiarità. Ma oltre a questo, quindi oltre a essere un luogo legato all'artigianato, e ci sono anche dei complimenti che adesso vorrei farvi prima di andare avanti, perché c'è Salvo Renda. Ciao, grande Salvo. Salvo Renda, chef meraviglioso, lui fa parte del team di Io Compro Siciliano, l'abbiamo visto tra l'altro in questa manifestazione che si è svolta da poco, complimenti sempre Salvo. Allora dice buongiorno. Un abbraccio virtuale alla nostra punta di diamante di Io Compro Siciliano Katiuska. Ciao grande chef, grazie per queste parole, ma c'è un messaggio che vi scrive lo chef che dice congratulazioni per questo progetto tutto al femminile, chapeau. Quindi ci sono tanti complimenti da parte dello chef, ma c'è anche un saluto da parte di Sabri Caruso. Sabri Caruso è un'altra donna, un'imprenditrice, lei è stata ospite proprio ieri al nostro live, lei è una ceramista e anche lei ha una storia un po', ci ha raccontato una storia di passione, quindi la salutiamo. Ciao Sabri, lei è a Bronte. Buongiorno, bella questa puntata al femminile, in bocca al lupo alle ragazze. Grazie. Ciao, grazie. Ma continuiamo a raccontare, noi diciamo sempre raccontiamo l'identità e soprattutto raccontiamo la qualità perché anche nella scelta dei prodotti utilizzati in cucina c'è assolutamente una forte identità. Chi me ne parla?
Ma ne parlo io perché diciamo mi sono occupata all'inizio dei fornitori, della scelta dei fornitori, nel senso che all'inizio ci siamo un po' divisi i ruoli, no? Quello che è toccato a me è stato appunto reperire i fornitori per la linea pensata, diciamo, per i piatti pensati da Veronica, che è l'anima, diciamo, del nostro ristorante, no? L'anima culinaria, gastronomica, culturale. Allora, nel cercare questi fornitori, ovviamente io venivo da un mondo completamente diverso, no? Che è quello della psicoterapia, poi quello dell'agente immobiliare. Ho fatto una ricerca, ovviamente, partendo da zero, su consigli di Veronica legati al territorio e quindi a quelle che erano le eccellenze di produzione dei vari territori siciliani, e sono andata a cercare i produttori proprio con l'elenco telefonico alla mano. Quindi ho fatto decine e decine di telefonate, parlando con gente di tutta la Sicilia, da quello che produceva il formaggio, a quello che produceva il grano, a quello che produceva la pasta, l'olio, e sono stata tanto tempo al telefono. Ovviamente c'era l'imbarazzo della scelta. Quello che poi è stato un punto discriminante nel creare comunque una squadra stabile di fornitori è stato riconoscere un po' di coerenza tra il produttore e il prodotto, nel senso che se il produttore abbiamo notato, se il produttore aveva una certa etica professionale, aveva dei valori, questi valori poi venivano trasferiti in qualità del prodotto, era quasi una cosa come generare un figlio, no? E Esatto. allora in quello noi ci siamo trovate fortunatamente accanto a dei fornitori che sono non solo dei produttori di altissimo livello, ma sono anche delle persone che sposano in qualche modo i nostri valori, no? Che sono alla base di questo progetto, che sono, cerchiamo di diffondere non solo nel cibo, nel mangiare, ma anche in tutto quello che ci ruota intorno, perché il cibo è un anello centrale di tante altre cose che vanno dal rispetto della nostra terra all'impatto zero, al chilometro zero e quant'altro. Esatto. Allora, tutto questo l'abbiamo ritrovato poi nei nostri fornitori. E la scelta consapevole è un'altra cosa di cui spesso si parla, perché i prodotti raccontano proprio la tradizione. Beh, ma se io venissi nel vostro meraviglioso ristorante a sedermi, beh, noi abbiamo Veronica e Barbara in cucina. E poi invece abbiamo Floriana e Chiara, le troviamo invece da quest'altra parte in sala. Beh, ma se io mi sedessi lì da voi, adesso sono seduta da voi e voi siete lì a propormi, perché voi anche la scelta del menu, proprio legata alla qualità dei prodotti, è una scelta che voi rinnovate in base alle stagioni, perché chiaramente utilizzando prodotti di stagione rinnovate il menu in base alla stagione. E ci sono anche dei piatti particolari perché attenzionate molto quelli che sono i piatti antichi, le vecchie ricette. Beh, se io in questo momento mi sedessi lì da voi, bellissima Floriana e bellissima Chiara, ma che cosa mi proporreste? Ah, è autunno, quindi andrei già su qualche vellutata che poteva fare la nonna in una giornata un po' pioggiosa. Per adesso abbiamo quella di zucca, la zucca secondo me è tra le cose più autunnali in assoluto. Meraviglia. È buona, è Meraviglia. sì. Ma invece parliamo anche di un altro piatto perché io mi sono andata a leggere i vostri menu e c'era veramente, non lo so, per esempio ho trovato una cosa pazzesca che è già soltanto raviolo amaro pantesco. E lì mi fermo perché voglio saperne di più. Allora, io ho una passione molto forte per l'isola di Pantelleria, che è ciò dove sono stata tante volte e che ha una cucina che io amo molto, pur essendo un'isola, è molto concentrata sull'agricoltura e sul suo interno. Quindi il raviolo amaro è un raviolo che si chiama amaro perché si differenzia a Pantelleria da quello dolce, che sarebbe tipo una specie di cassatella. Quello amaro invece è il raviolo salato di pasta fresca che all'interno ha ricotta e menta fresca tritata.
A Pantelleria viene condito con del pomodoro fresco, noi lo abbiamo, diciamo, abbiamo preso questa bellissima eredità pantesca, ma lo abbiamo personalizzato, per così dire, mettendo, diciamo, poggiandolo su una zuppetta di pesce fresco. Tra l'altro noi siamo al Capo, dove il pesce, insomma, il pesce del mercato del Capo è famoso in tutta la città perché arriva freschissimo ed è, diciamo, la maggior parte del pesce che prendiamo arriva proprio dal mercato, ed è un piatto che secondo noi è proprio significativo ormai di questo posto, è un po' un piatto bandiera. Sì. Quanti anni sono trascorsi adesso dal vostro inizio? Quasi due, Contiamo sì. per i due. Quasi 2 anni, sì. In inverno. Esatto. Vi faccio una domanda. Quello che è importante poi nel far rete, no? Noi parliamo spesso del fatto di poter creare connessioni, collaborazioni, questo porta veramente a una Sicilia diversa, è un po' quello che è accaduto anche con Io Compro Siciliano, che è quello di creare quella rete che permetta l'uno accanto all'altro di valorizzare vari settori, i prodotti, la terra, l'accoglienza. Noi diciamo sempre quanto è importante la qualità dell'accoglienza, i visitatori che arrivano in Sicilia si ritrovano in un luogo e cominciano a scoprirne l'esperienza. Proprio per questo parliamo spesso della Sicily Experience, no? Proprio l'esperienza Sicilia. È importante secondo voi creare proprio queste connessioni, riuscire ad essere quanto più uniti per meglio far trasferire dico io, l'emozione Sicilia, l'esperienza Sicilia. È fondamentale secondo me, cioè noi lo facciamo attraverso i piatti, attraverso i fornitori, lo facciamo attraverso i prodotti dell'artigianato locale che ospitiamo, lo facciamo attraverso i vini, lo facciamo attraverso tutto quello che è qui dentro è rete. Secondo me anche attraverso una cura del cliente che è un po', che ricalca un po' quella che è la cura dell'ospite che abbiamo noi a casa. Per cui io devo dire, sono molto appassionata del mio lavoro e penso che né io né Barbara saremmo diciamo, in grado di trasferirci in sala, perché io ammiro molto quando loro parlano con le persone, proprio perché secondo me traspare una sensazione di casa. Io vedo che i clienti, infatti molto spesso nelle nostre recensioni, nei commenti riceviamo proprio questo complimento che secondo me è il massimo, proprio di sentirsi veramente a casa, ed è secondo me la cura del cliente che alla fine forse fa un po' di noi veramente un locale che sa di casa. È vero. Bene, adesso vi metto in difficoltà. Ognuno di voi mi deve dire un pregio e un difetto delle socie. Dai, adesso facciamo un pochettino di taglio e cucito, così usciamo dagli schemi e facciamo. Scusatemi, nel frattempo vi do qualche minuto per pensare. State attenti a quello che dite perché qui si sfascia la società, Attenzione. Ci sono dei messaggi che arrivano. C'è il Faraone Palermo che scrive: ciao caro amico mio, grazie per scrivere e naturalmente essere in contatto anche oggi. Buongiorno carissima amica Katia Scuzza, ciao caro amico a te. Una bella domanda che l'hai appena fatta. Il ristorante si chiama Le Angeliche? Ah sì, vabbè, ho letto io adesso, sì, abbiamo detto Le Angeliche. Caro amico, perché effettivamente anche nel nome c'è stata una scelta forte legata alla nostra Sicilia. Orlando con Rinaldo su Cucini e Pista Angelica su Aggaddata a Morte. Bene, piccolo scorcio teatrale. Allora, vogliamo sapere, facciamo un po' di taglio e cucito. Adesso ognuno di voi... sì. Perfetto, tra l'altro. Siamo Cioè, dai, avanti, ci piace. Chi comincia? Comincia Floriana, dai, Floriana. I difetti delle socie. Mi raccomando, con i difetti, dai, andiamoci piano, perché sennò... Allora, no, non è una sorpresa, perché una delle cose belle di noi quattro è che tutto ce lo diciamo subito fuori dai denti senza problemi.
Ecco. Quindi, allora, di Chiara ti dico il pregio è la dolcezza assoluta, cioè lei è dolcissima sia con i clienti sia con noi, quindi questo è un grandissimo pregio. Il difetto Che se si arrabbia per bene, No. perché in genere quando sono... non si arrabbia mai. No, il difetto secondo me invece è che molto spesso si va prendere allo sconforto, quindi la sale è proprio il senso di ah no, non ce la faccio. Con un'anima antica. Ecco. Bella, invece il pregio è l'essere mamma in tutto quello che fa, c'è proprio calore che emana sempre. È la mia. Il difetto invece che quando è una cosa nostra intima, personale, magari lei neanche lo sa, che quando si arrabbia fa degli acuti come sua nonna, che è la mia preferita, ma è una quando si arrabbia proprio parte un acuto che... Ecco, abbiamo scoperto una cantante in lei. Sì, dobbiamo scappare. Invece Barbara è la stessa parola, lo sa, la uso sia come pregio che come difetto, che è testarda. È un pregio perché è proprio capace, determinata, cioè se ha una cosa in testa va proprio a bomba, però al contempo a volte proprio... Cioè, basta, l'abbiamo capito. C'è un messaggio per voi. Fausta Intravaglia, lei è un'attrice, segue sempre i nostri live. Viva le donne, soprattutto viva le socie, brave ragazze. Un bacio a te, Fausta. Quindi arrivano i messaggi anche per voi. Beh, andiamo avanti, andiamo alle altre. Dai, Barbara. Allora, Floriana, il pregio è la capacità imprenditoriale, la capacità di gestire e trasformare in produttività delle cose veramente difficili, no? Quindi questo è un grande pregio. Il difetto è che si fida poco. Tende ad accentrare su di sé le cose perché a non delegare, ma perché sente su di sé la responsabilità, no? Di tante cose. È il nostro amministratore, Floriana. Ecco, ci sta. Poi invece di Chiara, allora, il pregio è che è tascabile. Se la puoi portare ovunque, è leggera, è snodabile. No, è veramente è una persona che io mi porterei veramente ovunque. Ecco. No, perché è troppo dolce, è molto piacevole, molto carina, di compagnia, veramente una persona, una ragazzina, perché mi potrebbe venire figlia, diciamo. Abbasso la media qua locale. Perché cosa dici? Siete tutte giovanissime. Cosa dici? Io vado proprio. Ci togliamo più di 20 anni con Chiara, quindi potrebbe essere anche mia figlia. Me la prenderei. Non lo diciamo perché tanto non si vede, non sembra. Tutte piccole, tutte giovani, tutte belle. Ci piacciono queste angeliche. Il difetto è la gnosia. Ecco. E lei non si fa la pelle. Però sai che cosa? Ci sono tutte le altre cose che recuperano, quindi va bene, ci sta, va bene tutta. Ma si prendono completi. Dai, avanti, senti, vai Chiara. Non si supera però ancora. Ah, è vero, vai. Allora, di Vera, il pregio è che è una persona molto generosa, proprio generosa ma non ingenua, ecco. Ha una generosità molto profonda, quasi veramente spirituale, devo dire, cioè è di un altruismo e di una generosità che la fanno ricca, ecco, è ricca, non si impoverisce lei quando dà le cose, questo è un grandissimo pregio. Un difetto è che a volte è poco, non riesce a essere imparziale nelle sue cose. Quindi questo, però anche lei perfettamente bilanciata dai pregi. Ecco. Allora, Barbara e Vera, battute al volo perché poi dobbiamo andare verso scusami, Chiara. Allora,
Vado con Floriana. Floriana, stiamo nello stesso ambiente, diciamo, quindi al di qua del ristorante, quindi è la mia forza. Quindi spesso nel mio momento di sconforto trovo lei che è un pilastro. Difetto, non sono brava a trovare difetti della gente. Ecco, c'è chi suggerisce. Vuol dire che ne ho tanti. No, è disordinata. È disordinata. Quindi dove passa lei passo dopo io a sistemare. Un uragano. Poi io adoro sistemare, quindi ci bilanciamo bene in questo. Vera mi conosce da quando sono piccola, quindi non so se vale come pregio, ma è un punto di riferimento che io ho da sempre. La ammiro, penso, da praticamente da quando ho 6 anni, cioè proprio da piccola, sempre. Come se fosse una mamma, una sorella, una zia, un po' tutto. Un difetto. Sì. No. Un difetto sì, che a volte mi fa da mamma la parte negativa della mamma, quindi ogni mamma ha i suoi pregi e i suoi difetti. Questo. Però già il fatto che tu lo paragoni alla figura della mamma è una bellissima cosa. Quindi mamma e lei sono così, quindi mi piace. Questa medaglia. E poi Barbara è determinatissima ed è una cosa che a me rincuora tanto quando soprattutto magari ci sono clienti che vengono in orari spropositati, cose, se io entro in cucina Barbara è pronta, con le altre magari mi perderei e avrei il mio momento di sconforto. Barbara è sì, andiamo, via. Esatto. Come difetto sì, vado come ha detto Floriana, è testarda nel bene e nel male, quindi c'è un momento in cui magari trovi un muro e un momento in cui il muro invece lo scavalchi e ti senti bene per quello che vedi al di là. Ecco, senti, ma adesso prima di arrivare a Veronica c'è un messaggio che vi vorrei leggere da parte di una nostra grande amica e soprattutto grande sostenitrice, Ida Stagnetta. Ida, lei è di origine siciliana, grande Ida, un bacio immenso a te, lei è di origine siciliana, vive in Belgio, ma è una grande sostenitrice di Io Compro Siciliano, nonché di tutta quella che è la nostra forza siciliana. Lei cerca di creare sempre connessioni, cerca sempre di mettere insieme la bella Sicilia per proporre sempre le cose più belle. Lei dice: la Sicilia, terra delle Amazzoni e le Angeliche sono una delle testimonianze della forza di noi donne sicule. Quindi grandi complimenti da parte di Ida. C'è ancora il Faraone Palermo che dice: complimenti, sono pure simpatiche. Voi potete andare a Palermo in un quartiere bello, popolare, vicino al mercato del Capo, troverete prodotti meravigliosi, troverete 4 donne fantastiche. E per chiudere, perché siamo veramente in chiusura, perché altrimenti Paolo Gatto mi toglie la linea, senti Vera, di soltanto un aggettivo per ognuno delle tue socie. Allora, Chiara, tenera. Barbara minuziosa, precisa. Flo non è una parola ma è una frase, sa prendersi cura delle persone. Wow, beh, allora ci piace. Avete capito, cari amici di Io Compro Siciliano, anche quest'oggi la storia di queste 4 ragazze, 4 donne, 4 imprenditrici che portano avanti con scelta consapevole la nostra bella Sicilia. Se vi trovate a Palermo, quindi sarà un piacere andarle a trovare, sarà un piacere venirvi a trovare per scoprire il gusto e la bellezza dell'esperienza siciliana. Noi vi ringraziamo anche per questa bella condivisione con il popolo di Io Compro Siciliano. Volevo ringraziare tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta. Vi do appuntamento domani precisi alle 12. Un ringraziamento come sempre a Paolo Gatto in regia, un ringraziamento a Marzia Monreale, caporedazione, a tutto il team di Io Compro Siciliano. Ma ragazze, non posso lasciarvi se non facciamo una cosa che io faccio fare sempre a tutti gli ospiti. Vai, avvicinatevi. Flo, avvicinati, entra dentro.
Adesso dovete ripetere con me. Io compro siciliano. Ci piace! In bocca al lupo, ragazze, forza, avanti tutta! Signori, sigla! Ciao, a domani!